Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, siamo in mezzo a questi ponti, queste festività che hanno un significato molto importante, non soltanto storico, sottendono dei valori significativi che è bene conoscere, e allora non poteva non parlarne di questo lo SPICCIGL, relativamente in modo particolare a quello che è stato e dal 1949 in poi è diventato istituzionalizzato come data il 25 aprile, ma anche naturalmente il 1° maggio, e relativamente poi al 1° maggio ed altri aspetti che riguardano la nostra Costituzione abbiamo anche il piacere di avere il CGIL. Allora vi presento i nostri interlocutori odierni. Ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario SPICCIGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben ritrovata Silvana Fanelli, segretaria della CGIL del Veneto, grazie. Grazie a voi. Allora, non diamo nulla per scontato, magari i nostri telespettatori possono avere qualche anno in più, per cui hanno ben presente, c'è anche chi in qualche modo può aver vissuto dei momenti particolarmente caldi e significativi relativamente a queste date, però siamo qui per ricordare i valori fondanti poi che sottendono e che cosa dovrebbero anche portare da qua in innanzi. 25 aprile principalmente, segretario. Sì, allora il 25 aprile è una bellissima festa nazionale perché ricorda la fine della guerra, la fine della Seconda Guerra Mondiale, ricorda anche la fine del fascismo. 1945, 45, quindi ricordiamo che così facciamo lezione, facciamo lezione di date, rispolveriamo. Sì. Ed è anche una data nella quale le forze democratiche parlano e difendono la nostra Costituzione. In effetti dopo il 45, nel giugno del 46, gli italiani sono chiamati a votare tra monarchia e repubblica, vince la repubblica, ma votano anche l'Assemblea Costituente. Allora, noi diciamo sempre, anche giustamente, che questa Costituzione, la nostra Costituzione, è figlia della Resistenza, che è molto vero, ma è una verità parziale, nel senso è figlia di quei 556 costituenti che hanno redatto il testo. 2 anni di lavoro, il testo va in approvazione il 1° gennaio del 48 e subito dopo si vota. Quindi è una Costituzione che nasce dal lavoro straordinario delle migliori intelligenze del nostro Paese. Infatti pensavo illuminati costituenti, perché illuminatissimi costituenti. Pensiamo da allora ad oggi di estrema attualità, pur con le discussioni che dopo entreremo anche nel merito che possono essere insorte, però intanto sono principi cardine della nostra democrazia. Principi cardine. Io mi permetto solo di dire, ho sentito in questi ultimi giorni qualche idiozia tipo nel testo della Costituzione non c'è nessun riferimento all'antifascismo, cosa in parte non vera, perché c'è la norma transitoria finale che vieta la ricostituzione sì. Ma il tema non è questo. Fosse questo, nella Costituzione non è neanche scritto che è vietato rubare, insomma, cioè è, diciamo, l'impalcatura della Costituzione che è profondamente antifascista. E bene hanno fatto i padri costituenti a non fare un riferimento al ventennio fascista, perché la nostra Costituzione trae origine da un pensiero lungo, filosofico, risale perfino ai primi filosofi greci, cioè è una cultura straordinaria quella presente nella nostra Costituzione, e sarebbe stato un errore costruirla in antitesi di un periodo storico. In realtà la nostra Costituzione è un impianto per il quale si capisce benissimo che è contro le dittature tutte, insomma, quindi lì dove si dice l'Italia è una repubblica democratica e tutti gli altri articoli che seguono ti danno l'idea di un pensiero lungo, e i nostri costituenti hanno immaginato una carta che dovesse
durare da quel momento all'eternità, cioè c'è un pensiero lungo, quindi non è relativo a o contro un periodo storico o a favore di un altro periodo storico, sono un pensiero filosofico assolutamente straordinario e dà un'impalcatura, mi verrebbe da dire quasi, di una bellezza geometrica, se pensi alla figura del Presidente della Repubblica, no? È eletto dalle due Camere, Camera e Senato, con un meccanismo di votazione per cui diciamo, il meccanismo in sé implica l'identificazione di una figura super partes. Il Presidente, una volta eletto, incarica il Presidente del Consiglio, che deve avere la fiducia del governo dal Parlamento. Una volta ottenuta la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica formalizza l'incarico. Contemporaneamente è anche Presidente del CSM, l'organismo di autogoverno della magistratura. Cioè nella figura del Presidente della Repubblica c'è un rapporto perfetto tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. E quindi il Parlamento, il governo, la magistratura. Noi la vediamo poco sta cosa, diciamo, fortunatamente, ma il Presidente della Repubblica è anche il capo delle forze armate. Cioè è un equilibrio veramente eccellente e così potremmo dire anche per gli altri articoli, che è la cosa che ci preoccupa un po' quando diciamo un po' sbrigativamente si pensa di mettere mano ad alcuni articoli. La Costituzione è un impianto complesso che ha una sua impostazione, che è costruita appunto su pesi e contrappesi tra poteri e contropoteri, perché un sistema democratico moderno deve prevedere esattamente questo. E poi, se posso dire, è scritta in maniera tale che la capiscono anche i bambini, cioè la freschezza del linguaggio è tale per cui chiunque è in grado di leggerla e apprezzarne i contenuti. Lo dico perché troppo spesso si pensa che la Costituzione sia una sorta di armamentario vecchio, insomma, non più utilizzato e in qualche modo modificabile senza grandi sforzi. Personalmente mi vengono i brividi quando sento qualcuno dire beh, ma si tocca solamente qualche articolo. Avrebbe più senso, se uno volesse mettere mano alla Costituzione, rivedere l'impianto nel suo insieme, non qualche articolo, perché è un sistema delicatissimo. Nel momento in cui tocchi un pezzo rischi di far franare tutto quanto l'impianto. E ne parlerà poi Silvana, ma la nostra preoccupazione circa le modifiche che la maggioranza ha in mente di attuare nei prossimi mesi ci preoccupa non poco, perché rischia proprio di scardinare un equilibrio lungamente pensato dai nostri padri costituenti. Io mi metto dall'altra parte, perché dopo sennò giustamente dicono non si pongono le obiezioni, ci servirebbe l'interlocutore esperto che possa fare anche le corrette osservazioni. Io chiedo soltanto, ma passati i tempi, poi è stato modificato il mondo, veramente il mondo e le mentalità anche delle persone, guardando avanti con prospettiva dei più giovani, di chi vuole comunque avere delle aperture diverse, perché appunto non mettere anche mano e valutare diversamente alla luce magari di storture che si sono verificate nei fatti, perché poi nella teoria tutto è effettivamente perfetto o perfettibile, nei fatti poi magari si sono viste delle cose che a una parte possono non essere piaciute, ad altra sì, o come la vedete voi? Fanelli. No, le storture però non sono determinate dalla Costituzione, le storture sono determinate dalle normative che si sono magari stratificate nel tempo. E mi collego a quello che diceva Massimo, il tema che si vuole affrontare, che qualcuno dice che si vuole affrontare con la modifica degli articoli 92 e 94, che sono quelli dell'elezione
Presidente del Consiglio passando a una sorta di premierato che non ha uguali in Europa, è per superare, viene detto, l'instabilità politica, perché i cittadini non decidono più, perché sono stati fatti governi tecnici. In realtà quello che andrebbe modificata è la legge elettorale, è la legge elettorale che fa votare i cittadini su liste bloccate. Basterebbe modificare quella per ridare piena volontà ai cittadini di nominare in Parlamento, naturalmente sulla base del proprio orientamento politico, le persone che vuole mandare a rappresentarle. Quindi non è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio che aumenta il potere dei cittadini nelle decisioni, anzi la riforma che si sta presentando fa proprio il contrario, perché non solo il votarlo direttamente, ma gli altri interventi che vogliono fare, per cui il Presidente del Consiglio non è più nominato dal Presidente della Repubblica, che è figura di garanzia, ma votato direttamente, per 5 anni è come se i cittadini firmassero una cambiale in bianco verso quella persona che hanno votato, quell'uomo o quella donna, perché poi non può neanche essere quasi sfiduciato dal Parlamento, perché in caso la sfiducia può avvenire una sola volta e in ogni caso il Presidente della Repubblica, perché questo prevede le nuove norme sul premierato, deve ridare. Se c'è sfiducia vuol dire che non si condivide più quella linea politica, quella strategia politica, bisogna ridare l'incarico a un'altra persona che mantenga quella linea politica e quella strategia politica. E allora cosa sfiducio? È una sfiducia sulla persona, non è una sfiducia su una politica che non sta dando i suoi risultati. E quindi si toglie potere al Presidente della Repubblica, che perde la sua funzione di garante di terzo super partes, si toglie funzioni al Parlamento, che non può sfiduciare il Presidente del Consiglio e il Governo, si toglie potere ai cittadini perché nominano una persona ogni 5 anni che resta lì indipendentemente da quello che fa o non fa. Sì, infatti questo il discorso era proprio per dare maggior stabilità appunto a un governo che possa durare più tempo. L'osservazione che adesso mi viene in mente, che è stata posta da molti ancora al suo tempo, quando se n'era parlato, era il fatto che in quasi tantissimi paesi del mondo, anche d'Europa, chi rappresenta il Presidente del Consiglio della situazione, eccetera, dura in carica quello che è il mandato che è stato stabilito, quegli X anni, riuscendo o non riuscendo a fare determinate cose. Da noi si era arrivati a un periodo in cui duravano 6 mesi, arrivavano a Natale, il famoso panettone, superava 2 anni e poi cadeva. E in questi governi frastagliati che si sono succeduti per tantissimo tempo, alla fine i risultati erano ben pochi, perché nessuno riusciva mai a portare a termine una politica di previsione di un certo genere, e da quello era nato dare maggiore stabilità in un paese che nei fatti poi si era dimostrato molto instabile politicamente. Questa è un po' l'obiezione di Mario, per cui in un paese molto instabile politicamente forse era necessario intervenire così. Tanto è vero che poi nel resto d'Europa c'è una continuità, salvi casi eclatantemente gravi dove è necessario intervenire. Sì, però ci sono i contrappesi nel resto d'Europa di verifiche nel Parlamento. Pensiamo anche alla struttura degli Stati Uniti d'America. Periodicamente il Parlamento come dire, ci sono le elezioni di mid-term, c'è la valutazione in cui il Presidente resta lo stesso, però si interviene sulle fasi intermedie, diciamo così, sulle forze politiche che ci sono, e a quel punto bisogna anche eventualmente cambiare strategia. Qui questi contrappesi, quello che manca, quello che viene eliminato, non è il tema semplicemente di eleggere direttamente da parte dei cittadini il Presidente del Consiglio, e tutti gli altri interventi che dicevo prima sul Parlamento, sul Presidente della Repubblica, che rendono praticamente inamovibile il leader del momento per un periodo così lungo. Con l'astensionismo che abbiamo nel nostro Paese,
vuol dire, e con il premio di maggioranza che vale anche avendo un voto in più, quindi senza nessuna soglia minima, vuol dire che una minoranza della popolazione può determinare il governo a lungo termine del Paese. Ecco, noi questa situazione preoccupa e soprattutto non tradisce i principi di cui parlava prima Massimo della nostra Costituzione. Perfetto, torniamo su queste cose anche per finire quanto stava dicendo Massimo, i valori del 25 aprile. Oggi ci sono ancora 2 o 3 punti da affrontare, ma abbiamo un piccolo intervallo, quindi restate sempre con noi, sempre sul canale 19, ci vediamo tra poco. Allora, per completare un po' il discorso che si stava facendo con i nostri ospiti relativamente un po' alla Costituzione, questa che viene il valore anche della Costituzione e le eventuali modifiche che possono essere apportate. Sì, solamente un'ultima cosa. Io sento appunto nel dibattito, sento dire che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sarebbe una svolta autoritaria, il fascismo, la dittatura, eccetera. Allora mi permetto di dire che in Europa ci sono tanti paesi che sono repubbliche presidenziali. Pensiamo alla Francia, Francia è una repubblica presidenziale, gli Stati Uniti, che è una grande democrazia, però questi paesi hanno appunto pesi e contrappesi. Lo diceva Silvano un attimo fa. Può essere che negli Stati Uniti il presidente sia un democratico, è successo in questi anni, e la maggioranza del congresso è in capo ai repubblicani. Cioè sono meccanismi costituzionali che prevedono che non ci sia un potere assoluto. Ora, la cosa appunto che ci preoccupa molto è che qui con il messaggio della governabilità, della stabilità, di quello che comunque una volta eletto deve garantire i 5 anni, si introduca una serie di elementi per i quali vengono meno appunto pesi e contrappesi. Perché in un'unica tornata si elegge il Presidente del Consiglio, ma anche la maggioranza che lo sostiene. Diventa una cosa blindata che, attenzione, in caso di crisi si dovrebbe o trovare una soluzione francamente poco comprensibile da come è scritto, oppure ritornare al voto. Oggi è il Presidente della Repubblica, in forza del suo mandato, che in caso di crisi di governo prova a trovare una soluzione alternativa. I vituperati governi tecnici hanno questa origine, cioè di fronte a una difficoltà del Parlamento di trovare una maggioranza, il Presidente della Repubblica costruisce una proposta. Per evitare che cosa? Che si torni al voto ogni 6 mesi, perché a questo punto il rischio è quello. Con questo impianto si rischia esattamente questo, cioè di tornare al voto ogni 6 mesi, perché non hai più la figura di garanzia del Presidente della Repubblica che in caso di crisi del governo non è nelle condizioni, perché gli è stata tolta, gli verrebbe tolta questa prerogativa, non sarebbe nelle condizioni di fare una proposta alternativa. Questo è il punto, diciamo, critico, questo anche altri su queste norme. Cioè, quando i nostri costituenti ci hanno messo 2 anni per costruire la nostra Costituzione, che appunto è fatto di principi, è fatto di valori, ma è fatto anche di norme che regolamentano appunto l'equilibrio tra i 3 poteri dello Stato. Dicevo prima, legislativo, il Parlamento, esecutivo, il governo, giudiziario, la magistratura. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo su questi 3 poteri, che non è un ruolo impositivo, è un ruolo di, diciamo, mantenimento di un equilibrio, che è stato un lavoro straordinario appunto che i 556 costituenti hanno fatto in 2 anni. Ora non si può pensare che nel giro di, voglio dire, qualche giorno 3-4 personaggi riscrivano punti delicatissimi della nostra Costituzione, perché si rischia davvero di creare una sorta di mostro
che una volta messo in campo poi si fa fatica a tornare indietro. Chiaro. Allora, tornando al discorso dei principi, anche nella Costituzione si ribadisce, qui ci colleghiamo poi anche all'altra data, che è quella del 1° maggio, comunque il discorso del lavoro, l'importanza fondamentale del lavoro. Da noi però, a seguito di interventi normativi ben noti, il lavoro è un pochettino precario. Voi peraltro dopo potremo parlare anche in proseguo, state facendo anche una raccolta firme significativa per agire da questo punto di vista su una maggior tutela dei lavoratori, cioè si cercano tante figure professionali, questo lo diciamo sempre, lo dicono sempre gli imprenditori, cercano lavoratori, ma questi lavoratori poi non hanno più questa sicurezza del posto di lavoro che possa dare delle garanzie per costruirsi poi una vita. I più giovani non le vogliono neanche più, ormai sono talmente abituati che non le cercano neanche più. Allora, il tema del lavoro è un tema centrale che appunto è centrale anche nella nostra Costituzione, no? Sappiamo tutti cosa viene detto all'articolo 1 della Costituzione. Il problema è che in questi anni, in nome della flessibilità, il lavoro è diventato quasi una merce alla pari di tante altre, dimenticando che dietro ci sono le persone, che il lavoro invece è quell'elemento che consente la crescita delle persone, che consente la libertà delle persone, che consente la vita delle persone, l'evoluzione delle persone. Un lavoro frammentato, un lavoro precario, un lavoro insicuro, sottopagato, non è quella forma di lavoro che noi vogliamo, e sul quale non solo interverremo, proviamo ad intervenire anche qui attraverso uno strumento di democrazia che è quello di una raccolta firme su dei referendum per restringere le norme che riguardano il precariato, ma sulle quali vorremmo intervenire anche o proviamo a intervenire anche quando, come dire, ci dichiariamo non favorevoli all'autonomia differenziata, un'autonomia che rischia di andare a creare ancora più frammentazione, perché rischia di creare 21, perché tante sono le regioni, 21 patrie, tra virgolette, 21 piccole patrie nelle quali si chiede, come il Veneto, la possibilità di intervenire su tutte le materie, a partire dalla scuola, che è il nucleo centrale per la creazione e per la cultura dell'identità nazionale, per la cultura del cittadino, ma anche su temi come la legislazione in materia di salute e sicurezza, che vorrebbe dire creare dumping non solo contrattuale, ma il rischio anche di dumping territoriale, ma anche si interviene su materie strategiche come sono quelle delle infrastrutture, e si sono richiamati anche i temi delle gabbie salariali, dimenticate, insomma, come dire, archiviate tanti anni fa, e quindi creando una situazione di frammentazione ancora più profonda di quella che c'è oggi, e non solo quindi frammentazioni tra classi sociali, frammentazioni generazionali, ma creando un approfondimento anche nella frammentazione e nelle disuguaglianze territoriali. Chiedo una cosa, sì. gabbie salariali faceva riferimento, sì. Cioè praticamente delle aree, delle regioni dove c'è un tipo di retribuzione base, i contratti collettivi si regolano in un certo modo. Le gabbie salariali sono legate più appunto al territorio, e quindi dove c'è vorrebbe dire azzerare la validità dei contratti nazionali, per cui a seconda del territorio dove sei, della regione dove sei, dello sviluppo di quel territorio, del potere di acquisto che serve in quel territorio, magari anche dell'inflazione che c'è in quel territorio, creare, o della ricchezza, perché chiaramente da redistribuire che c'è in quel territorio da parte anche del sistema produttivo, creare dei
degli stipendi differenti. Ma questo è corretto, perché effettivamente anche il dipendente pubblico stesso non ha più convenienza a venire a lavorare al nord, o addirittura se va a lavorare a Milano è in miseria, se lavora a Palermo, a Reggio Calabria sta anche bene. Un'azienda che paga a me X, se io vado a vivere giù sto benissimo, se vivo qua magari arranco, sì, perché c'è un potere d'acquisto diverso, anche il valore degli immobili sono completamente diversi, ci si rischia qua adesso in questa situazione di inflazione, di crisi, perché c'è una crisi generale, veramente sono categorie che non vivono più. Però... Se non si fa una differenziazione regionale dicendo qui si vive meglio, puoi prendere anche 100 euro in meno, oppure anzi invece che 100 euro in meno di là hai necessità assoluta di 100 euro in più. Però attenzione su questo punto, perché lo dico anche per i pensionati, perché il pensionato del sud sta meglio di quella parità del nord. Sì, questo sì, però attenzione, perché noi in Italia abbiamo 2 livelli contrattuali, non ne abbiamo uno solo. C'è il contratto nazionale, che è costruito in maniera tale da avere un minimo di difesa del potere di acquisto e sostanzialmente i diritti e doveri dei lavoratori. E poi c'è la contrattazione integrativa aziendale. Che però quella è lasciata... per esempio anche lì nel nostro nord-est sono piccole aziende dove la contrattazione collettiva aziendale non c'è. Realisticamente entriamo nelle aziende. Farebbero bene le aziende piccole del nord-est a costruire, diciamo, dei momenti anche di aggregazione, perché guarda, la cosa che si rischia con questa idea, insomma, della parcellizzazione del nostro territorio, c'è chi dice attenzione perché qua si cristallizzano le posizioni, cioè si fermano. Fosse questo, noi siamo in Veneto, dice vabbè, insomma, nel senso, questa è una regione, insomma, che cresce, cioè siamo cristallizzati e quindi manteniamo la nostra condizione migliore rispetto a tante regioni del sud. Non è così, nel senso che nel tempo, piano piano, le condizioni materiali e condizioni economiche delle persone, delle aziende, si attestano verso i livelli più bassi. Ma infatti per quello tempo. Dicevo che qui adesso il potere d'acquisto non è più quello di prima, per cui ci troviamo pensionati che non arrivano a fine mese, obiettivamente, perché costa tanto, e che dicono ma se a un certo punto andassi a vivere a Reggio, dico, giù in Calabria, anziché in un paesino della Sardegna, in mezzo alla Sardegna, posso vivere. Sai che cosa facciamo? Che addirittura vado a vivere non più in Portogallo, però in Tunisia anziché in Ungheria, perché non ce la fai più. Perché? Perché hai maturato una pensione, pur essendo originario del sud, qui, lavorando qui, che ormai qui non ti consente più di vivere, quindi sei costretto a migrare dove costa meno. Anche è questo che dico, perché qui adesso Veneto, Lombardia, sono regioni molto costose, cioè dove noi non abbiamo degli stipendi bassi. Perché politicamente non si interviene su politiche sociali e di coesione sociale che consentano, che tengano conto di questi fattori. Non è come dire, impoverendo o riducendo la redistribuzione o cambiando la redistribuzione verso chi in questo momento non è meno sviluppato di noi. Pensiamo al sud di questo paese, che migliora la condizione di chi sta al nord di questo paese. No, io non sto dicendo diminuendo, dico aumentando al nord, sì, per ma non è quello che non è quello che avverrebbe, perché certo. Poi qual è la condizione successiva? Che se non ci sono i fondi, non c'è neanche il gettito fiscale, non c'è in quelle regioni, cosa facciamo? Abbassiamo anche il livello dei servizi essenziali, mentre da qualche altra parte riusciamo a mantenerli. Però veramente, cioè, diventiamo 21 patrie che già come dire, a livello di nazione facciamo fatica a competere sui mercati internazionali
come dire, fra i grandi colossi, gli Stati Uniti, la Cina, gli scambi commerciali. Se pensiamo di diventare più forti separandoci all'interno del nostro paese, penso che insomma, qualsiasi economista, ma adesso anche molte rappresentanze datoriali cominciano ad avere una preoccupazione, perché se non cresce il prodotto interno lordo, non cresce neanche la produzione del paese, e quindi è un cane che si morde la coda a pensare di separarsi e che ognuno si salva no, ma infatti, solo. ma qui comunque non si parla di separazione, ma di maggiore autonomia decisionale, perché nessuno ha mai parlato di questo. Però sono tematiche molto molto complesse e necessiterebbero tantissimo tempo. Noi qua dobbiamo darvi degli spunti, e io mi devo mettere dalla parte del diavolo, perché non abbiamo neanche la possibilità di interagire con chi può parlarne con competenza, può magari controbattere con competenza. Voi fate le vostre riflessioni, cari telespettatori, andiamo in pubblicità pochi secondi, torniamo subito, tra poco. Allora, torniamo ai nostri temi cari a queste giornate in modo particolare. Abbiamo visto che ci sono tanti sottotemi che sono importanti anche da affrontare, da comprendere bene. Un preciso disegno di legge per il Paese. Chiedo anche di mettere in onda la slide, che era quello che precisava quanto stava dicendo prima la segretaria. Quindi un Paese diviso in tante piccole patrie è rischioso, una verticalizzazione e concentrazione del potere senza precedenti è l'altro aspetto che voi mettete in luce come alert in qualche modo. E questo sottende a questa sensibilizzazione che state facendo. C'è poi il 1° maggio. Questa è la precisazione del discorso che stavo facendo prima della pubblicità. Prima, sì, certo. Quindi ho voluto far mettere la slide in modo che mettano a fuoco i nostri telespettatori, non rientriamo nel merito perché non ne usciamo più vivi, però ho fatto una bella opposizione. 1° maggio, festa dei lavoratori. Ha qualcosa da aggiungere a proposito, segretario? Sì, a parte su questo tema, questo dell'autonomia differenziata, forse è il caso di ritornarci anche sopra un po' più approfonditamente, perché la materia è complessa, insomma, affrontarla in 2 battute è un pochino complicato. La cosa è che il meccanismo messo in campo, che verrebbe messo in campo, è senza ritorno, cioè avviata la fase, diciamo, di rivisitazione dell'impianto nel rapporto tra Stato e Regioni, poi non torni più indietro. Allora questa cosa dovrebbe preoccuparci un po', nel senso, ammesso e non concesso che funzioni, ma se poi verifichi che hai bisogno di rivedere ulteriormente la materia tra 15 anni, questa non la puoi più fare. Certo, allora questa cosa è obiettivamente come dire, che è l'elemento che ci spinge a dire attenzione, insomma, attenzione, perché le regioni hanno già una loro qualche autonomia. Si rischia una paralisi anche qua, lo ripeto, così come la riforma costituzionale. Si fanno delle scelte che guardano ora per ora e non con uno sguardo lungo, che invece è quello che hanno avuto i nostri costituenti, che hanno avuto uno sguardo lungo, cioè hanno pensato una Costituzione che resistesse nel tempo, che resistesse nei secoli, cioè non so come dirla. Qui si pensa a operazioni spot, buone per l'occasione di oggi. Ma c'è la capacità adesso in qualsiasi cosa di andare oltre, di vedere in lungo, perché quello che si diceva sempre, no? Si guarda al diritto, non so, anche dei pensionati eccetera, diciamo ma sì, però guardiamo in lungo, perché i pensionati del domani cosa si troveranno con una riforma che, cioè, i lavoratori di oggi può andare bene, ma i lavoratori del domani, cioè sono tutte cose che poi si vedono le conseguenze dopo qualche anno, e a pagarne le ripercussioni sono i più giovani, che poi si adattano necessariamente a quello che succede. Faccio l'esempio perché ormai è eclatante, al di là di tutto, che hanno anche ragione effettivamente. I giovani di oggi, giovanissimi, non pensano più al lavoro definitivo, ma non lo vogliono neanche più. Cioè tu gli proponi un lavoro per sempre, ti guardano giustamente con 2 occhi sbarrati. Che noia, per carità. Sì, questo ma perché? Perché ormai gli hai estremamente sradicato questa prospettiva. Però è vero in parte che poi quando c'è un concorso pubblico per bidello di una scuola ci sono migliaia di giovani che sembrano più intimidati. C'è stato anche uno recentemente. Comunque sono temi sempre complicati. Io dico che, come diceva uno più intelligente di me, spesso i politici si guardano alle prossime elezioni, avremo bisogno di statistiche che guardano alle prossime generazioni, e questo è il punto, insomma. E lo ripeto, queste scelte su riforma
costituzionale e autonomia differenziata rischiano di essere scelte fatte ora per ora e non, diciamo, senza avere uno sguardo lungo, perché sono scelte che rischiano di, avere di essere senza ritorno. Cioè, una volta che le hai fatte non torni più indietro, e questa mi pare francamente essere preoccupazione un po' di tutti. Allora, quindi riflettere anche su questi aspetti. Per quanto riguarda il lavoro, è un'altra tematica importante e va al di là festa primo maggio, quello della ricorrenza eccetera, ma veramente si sono minate le basi, le fondamenta di quello che è il diritto del lavoro in una situazione un po' di precariato generale, dove però le aziende hanno bisogno di lavoratori stabili, per assurdo, adesso. Sì, beh, è chiaro che questo tema si sono minate queste basi con delle norme che hanno, anche come dicevamo prima, precarizzato il lavoro, intervenire sulle causali del tempo determinato, quindi lasciando libero accesso al tempo determinato non legato a motivazioni precise, o la rincorsa che c'è stata in questi anni alla competitività del sistema produttivo basato solo sui tagli del costo del lavoro. Ricordiamo che negli ultimi 20 anni, al 2008 circa ad oggi, l'Ocse ha stimato che l'Italia, il potere d'acquisto dei lavoratori italiani è sceso di circa 10 punti percentuali, e quelli di altri paesi europei come la Francia e la Germania invece sono cresciute del 13, del 10%. Quindi si è intervenuti pesantemente sul costo del lavoro nel nostro paese, rendendo le persone più precarie, il lavoro più povero e di conseguenza creando una situazione di minore giustizia sociale. Ma approfondendo, come dicevamo prima, le disuguaglianze. Temi che verranno posti anche al centro del primo maggio, che è la festa del lavoro dei lavoratori, nel quale insomma saremo in piazza per i temi del lavoro, come dicevamo, della giustizia sociale, ma anche di un'Europa di pace, perché la nostra consapevolezza, la nostra idea è che non possono esistere giustizia sociale, lavoro dignitoso e una piena democrazia in un mondo che è sempre più in guerra. Certo. Ce l'abbiamo alle nostre porte, ce le abbiamo insomma di là del nostro mare, in Palestina, in Iran, insomma con Israele, ma nel mondo ci sono decine e decine di guerre spesso dimenticate. Sì, il primo maggio lo faremo a Monfalcone. In realtà l'idea era di fare il primo maggio a Gorizia, poi quest'anno non è possibile per lavori in corso, insomma, a Gorizia abbiamo spostato a Monfalcone, ma perché Gorizia? Ecco, si diceva prima che non molti, anche i giovani, non sanno esattamente il 25 aprile, che giornata eccetera. Tantissimi, ma tantissimi, non sanno che nel nostro paese c'era una città spaccata in due, Gorizia e Nova Gorica. Cioè tutti conoscono il muro di Berlino, quasi nessuno o pochissimi conoscono o hanno conosciuto il muro di Gorizia. Gorizia è una città spaccata in due. Addirittura un'abitazione ha un soggiorno da una parte e il bagno dall'altra. Sì, ecco, no, è rimasta la divisione, non più con mura, però è rimasta la divisione. Sì, però questa cosa si è diciamo, felicemente risolta ancora già nel 2004, quando la Slovenia ha aderito all'Unione Europea. Tant'è che nel 2004 ci fu una grande festa, un bellissimo primo maggio fatto appunto a Gorizia, proprio per segnare questa data. Volevamo farlo a Gorizia a 20 anni da quel 2004 per dire che cosa? Che
I lavoratori, le organizzazioni sindacali eccetera sono stufe, arcistufe di divisioni e di conflitti che non hanno nessun senso, quindi volevamo tornare a Gorizia 20 anni dopo, diciamo, la caduta di quel muro, per dire occorre far cadere tutti quanti i muri che ci sono. E invece è stata portata mondo. a Monfalcone per comodità, insomma, per perché sta facendo dei lavori a Gorizia e quindi abbiamo spostato a Monfalcone, insomma, esatto. Quindi allora siamo giunti al termine. Come avete visto ci sono tematiche sottese molto importanti che ciascuna meriterebbe un capitolo a sé per essere affrontata. Noi ringraziamo di aver partecipato con noi Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto, grazie di averci supportato negli approfondimenti, Massimo Cestaro, segretario SPCGIL del Veneto. Come sempre grazie a voi di aver partecipato e poi con l'occasione sempre ricordo, visto anche il momento che magari uno ha più tempo di riflettere, andate a far controllare le vostre pensioni presso tutte le sedi di sportelli dello SPCGIL presenti, aperti, basta una telefonata, magari prenotare, ma bene fa e molti se ne sono accorti. Grazie, buon proseguimento.